Campolongo, Gardena, Selle, Cordoi. C'è la Ronda Bike Day, lungo i 55 km, oltre 2000 metri di dislivello, con qualsiasi bicicletta, anche a pedalata assistita, i ciclisti potranno affrontare le salite, le discese, i tornanti. La manifestazione è libera e gratuita, senza classifiche o indole agonistica, per pedalare nel silenzio dei passi dolomitici, ammirando i colori dei boschi e dei prati che ormai si tingono dei colori dell'autunno, la bellezza della natura e delle vette dolomitiche più ambite. Sono le 9 del mattino di 16 settembre 2023, siamo a Rabba per il Bike Day, tempo mica dei migliori. Oggi non serve il navigatore, basta correre dietro i ciclisti. Solo nebbia. Cominciamo la nostra prima discesa. Beh, devo dire che il tempo è proprio cambiato, già così è molto meglio. Tanta gente comunque.
Qua è uno spettacolo, è uno spettacolo. Dietro in fondo lasciamo Corvara. Sì, te lo mangia. Bellissimo, questa parte qua l'avremmo fatta anche in macchina, ma in bicicletta, ragazzi, è tutta un'altra cosa, come penso anche a piedi. Le bike o non hanno tutti più o meno lo stesso passo, chi è allenato e chi no. Siamo sul parco naturale delle Odole. Oggi. Sì. Guarda che roba. Allora, siamo arrivati al passo Gardena a quota 2100. Abbiamo fatto un'ascesa totale di 930 metri e con la bicicletta in modalità, diciamo, aiuto medio del 50% del motore abbiamo consumato, da 150% abbiamo consumato, vediamo se si vede, neanche un terzo. Cosa vuol dire? Che se andiamo avanti così, con questa bicicletta qua e questo sistema di alimentazione con la batteria esterna, si fanno 3000 metri di dislivello per un 60-70 km. Tenere presente anche che non ho fatto fatica, proprio sono rilassatissimo. E intanto che mi guardo le mountain bike scendere, mi gusto questo panino, visto anche perché il sole ci sta lasciando e mi sa che la giornata oggi sarà nuvolosa. Siamo stati, diciamo, fortunati fino adesso. Siamo arrivati al rifugio alpino. Forza ragazzi. Hop, 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 hop. Dai, dai, dai. Rifugio alpino, c'è un bel casino. Avvicino mia sacco poi. Guarda che spettacolo. Attento, ti è perso il guanto. Grazie, gentilissimo. Niente. Vai.
Vediamoci da questo ingorgolo. Salutiamo il passo Gardena. Oggi mi sento un po' bitumaro. Schiva tombini. Schiva tombini? Sì. Bello, però peccato che non vediamo le montagne da sta parte. Vabbè. Ogni strada ha il suo panorama, Sì. Ogni curva? ogni curva. C'è chi ha finito la batteria. Ai ai ai. Where are we going out of it? E visto che le regole dell'aria ci lasciano volare in questo bellissimo posto, perché non tirare fuori il nostro drone?
Adesso si sale e si va su per il Pordoi. Bene, siamo al 75% quasi di batteria residua e abbiamo fatto 1620 metri di dislivello per circa 43 km. Vuol dire che siamo a metà batteria. Questa bici usata così in modalità trail 50-60% può arrivare a un bel 86 km e 3200 metri di dislivello. Fatto anche il passo Pordoi, l'ultimo passo di oggi.
A Rabba, che sorpresa, abbiamo concluso il giro senza prendere una goccia di pioggia e pensando che questa mattina era bruttissimo, diciamo che oggi è stata una ottima giornata, anche se qualche nuvola di troppo, però giro concluso, giro facile, basta, adesso andiamo a mangiare e dopo torniamo in macchina e andiamo a casa. Pizza mangiata, salutiamo a Rabba e andiamo a casa. Le mucche stanno studiando la mia grave, si stanno chiedendo quanta batteria mi è rimasta.